Ancora un buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Giulio Regeni era molto probabilmente una spia dei fratelli musulmani ad affermarlo, a mandare questo messaggio. È un documentario di provenienza ignota che ieri è apparso in rete proprio alla vigilia della prima udienza ai 4007 egiziani accusati delle torture e dell'uccisione del ricercatore friulano. Il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta parla di depistaggio. Udienza preliminare oggi davanti al GUP di Roma del processo che vede imputati 5 appartenenti ai servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'uccisione di Giulio Regeni avvenuta al Cairo nel 2016. Ieri, alla vigilia dell'udienza, è comparso su YouTube, nel canale The Story of Giulio Regeni, un documentario che scredita il giovane ricercatore friulano insinuando fosse una spia dei fratelli musulmani. L'ennesimo inaccettabile tentativo di depistaggio, scrive in una nota Erasmo Palazzotto, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del ricercatore, che parla anche di documentario vergognoso. Sul video, in lingua araba e con i sottotitoli in italiano, è già bufera anche perché raccoglie pure interviste a vari esponenti italiani, politici e militari, che poi hanno affermato di essere stati contattati con l'inganno. Tra le persone intervistate spiccano il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, il deputato di Forza Italia Maurizio Gasparri e l'ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta. È molto grave che esponenti italiani, politici e militari si siano prestati a questa operazione ignobile, scrive Palazzotto. È grave che Gasparri abbia gettato discredito non solo su Giulio Regeni, ma sul suo stesso paese, giustificando di fatto gli oltraggi ricevuti dai nostri magistrati da parte egiziana. La commissione che presiedo, prosegue Palazzotto, non tralascerà alcun dettaglio e cercherà di far luce su ogni zona d'ombra di questa vicenda. E l'udienza preliminare a carico di 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani accusati del sequestro e delle sevizie su Giulio Regeni è stata rinviata al 25 maggio. La decisione è legata al legittimo impedimento causa Covid di uno dei difensori. All'udienza di oggi erano presenti anche i genitori di Giulio, Claudio, Regeni e Paola. In aula anche il procuratore capo di Roma, Michele Prestipino. Voltando pagina, si è costituito a Parigi l'ex terrorista rosso Luigi Bergamin, che deve scontare una pena di 16 anni e 11 mesi di reclusione per aver ideato l'omicidio del maresciallo Antonio Santoro, capo degli agenti di polizia penitenziaria, ucciso a Udine il 6 giugno del 78 da Cesare Battisti. Bergamin ieri era sfuggito alla cattura insieme ad altri 2 ex terroristi, 7 sono invece stati arrestati. Proprio la difesa di Bergamin ha presentato un'istanza ai giudici di Milano per chiedere la dichiarazione di estinzione per la prescrizione della pena. A decidere sarà la Corte d'Assise, che ha fissato un'udienza per il 10 maggio. Passeggia con la moglie a Muggia e viene colto da un malore. La donna e alcuni passanti chiamano l'112, i sanitari tentano la rianimazione, ma per l'uomo, un pensionato, non c'è stato nulla da fare. La sua morte è stata causata probabilmente da un infarto. È successo ieri a mezzogiorno a Muggia e versa in gravissime condizioni un motociclista che la scorsa notte ha perso il controllo della propria moto a Monfalcone, vicino al centro commerciale Emisfero. Soccorso dal personale di un'ambulanza, il motociclista è stato trasportato all'ospedale di Cattinara in codice rosso. Dopo i contagi riscontrati in Veneto, anche a Monfalcone si inizia a temere la presenza della variante indiana del coronavirus e per questo motivo la sindaca Anna Maria Cisint ha indirizzato una lettera a Fincantieri per chiedere di evitare il diffondersi della nuova variante attraverso misure di attenzione eccezionali come screening più mirati e il blocco delle assunzioni del personale straniero. Mi rivolgerò al questore e al prefetto per ricevere informazioni sulla strategia di controllo adottata dalle forze dell'ordine sulle zone in cui la variante indiana è più diffusa, ha spiegato Cisint. Inoltre all'azienda sanitaria è avanzata la proposta di effettuare screening mirati e di dare maggiore rilievo all'aspetto preventivo sanitario. Ricordiamo che proprio ieri il Ministro della Salute ha firmato un'ordinanza che vieta l'ingresso da qualsiasi punto di confine a chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato, anche solo transitato, in Bangladesh oltre che in India. Il provvedimento inoltre, visto l'ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica nei 2 paesi, rafforza le misure di isolamento per le persone residenti in Italia e autorizzate al rientro.
Benvenga una manifestazione fatta di dibattito e di incontri costruttivi, ma se deve diventare una pagliacciata, allora no, grazie. Si esprime così il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, sulla notizia che il Pride FVG si terrà quest'anno tra Gorizia e Nova Gorizia. Noi siamo contro qualsiasi tipo di violenza e contro l'omofobia, ma non accettiamo, aggiunge, manifestazioni che sfociano nel ridicolo. Il permesso per realizzare qualunque tipo di manifestazione ovviamente viene chiesto alla questura. Io sono sempre dell'idea che ogni associazione è liberissima, ci mancherebbe altro, di organizzare tutti gli eventi che ritiene. Altra cosa invece è il coinvolgimento dell'amministrazione municipale. Il patrocinio, se e quando dovesse essermi chiesto, lo valuteremo, nel senso che se si tratta del convegno, un dibattito, la conferenza, un approfondimento serio, assolutamente sì, perché ogni persona di buon senso, non posso ritenere che ci siano ancora degli omofobi, salvo persone di scarso buon senso, perciò io personalmente, ma penso di rappresentare la quasi totalità del nostro paese, siamo assolutamente contrari a ogni forma di omofobia, ma a ogni forma di violenza. Quello che critico io, ma visto che mi è stato chiesto, ho il diritto, cioè quando uno mi chiede un parere, come in questo caso, ovviamente ho l'obbligo di rispondere. Se invece ci sono quei cortei, quelli che ho visto io, ma forse io ho visto solamente quelli più accesi, più esasperati, in cui davvero si rasenta il ridicolo, io credo che questo è esattamente l'opposto di quello che hanno bisogno tutto quell'importante mondo gay nel nostro paese, che non ha bisogno di questi eccessi, non ha bisogno di queste iniziative che rasentano, come dicevo prima, il ridicolo. 4 passeur sono stati arrestati ieri a Trieste. Si tratta di 2 cittadini bulgari, uno sloveno e un macedone. Avevano trasportato 12 migranti con 3 veicoli preceduti da un'autostaffetta. Si trovano ora nel carcere del Coroneo. Le loro auto sono state sequestrate, così come il denaro che è stato trovato in loro possesso. Sanzionati e denunciati il promotore e diversi partecipanti di alcune manifestazioni pubbliche promosse e realizzate in violazione della normativa anti-Covid a Trieste. I deferimenti sono scattati per minacce e oltraggi al personale di polizia impegnato nei servizi di ordine pubblico. Diversi partecipanti non indossavano la mascherina. Una visita del presidente dell'Europarlamento David Sassoli in programma a Vajont e Troicasco il prossimo 1° ottobre. La conferma giunge da Bruxelles al termine dell'incontro con l'eurodeputato friulano Marco Dreosto. Quest'ultimo, si legge in una nota, è stato delegato alla preparazione dell'evento ritenuto di massima importanza simbolica. In quasi 60 anni dalla tragedia nessuna autorità comunitaria è infatti mai salita al Vajont a rendere omaggio alle vittime. L'arrivo di Sassoli è atteso a un anno esatto da quello programmato per lo scorso ottobre, visita che allora fu annullata per un caso di positività all'interno dello staff presidenziale che impose poi l'annullamento di tutte le cerimonie previste. È stata allestita in Galleria Ribertoia a Pordenone la mostra sul secolo di Nicola Grassi, artista originario di Zuglio, attivo tra 6 e 700, esposti un'ottantina di dipinti dal 30 aprile al 10 luglio grazie al Lions Club, raccolta di fondi per scopi umanitari. Riparte la cultura in presenza a Pordenone con un'esposizione di notevole spessore. In Galleria Ribertoia è stata allestita la mostra sulla pittura del 6 e 700, il secolo di Nicola Grassi, artista originario di Formeaso di Zuglio in Carnia, esposti su 2 piani un'ottantina di dipinti, molti inediti arrivati da collezioni private, tra i quali il San Rocco del Tiepolo e opere dei contemporanei Piazzetta, Ricci e Guardi, una rassegna ideata e voluta dal Lions 108 TA2 con il supporto del Comune, del Circolo della Cultura e delle Arti e di sponsor privati. Questa è la mostra che ci permette finalmente di ritornare alle attività culturali dal vivo. La prima mostra che inauguriamo dopo questo periodo un po' brutto. Direi che non poteva essere miglior mostra questa per iniziare gli eventi culturali in questa bellissima sala che è la Galleria Bertoia. La mostra, curata da Enrico Lucchese, professore di storia dell'arte dell'Università di Lubiana, sarà visitabile dal 30 aprile al 10 luglio. Il ricavato di ingressi e catalogo servirà ai fini di solidarietà. L'obiettivo che questa mostra vuole conseguire è la realizzazione di una raccolta fondi a favore di LCIF, Lions Club International Foundation, quello strumento che ci permette di intervenire laddove c'è un bisogno, in tutto il mondo.
10 anni fa il patrimonio artistico longobardo di Cividale del Friuli è valso alla città ducale il blasone dell'UNESCO. Da allora si continua a lavorare per il recupero del complesso monastico di Santa Maria in Valle e del Tempietto. Ci sono due importanti novità in anteprima: una vetrina del territorio, una stanza virtuale a realtà immersiva dedicata all'ipogeo celtico. Riprendono i lavori di messa in sicurezza e valorizzazione del complesso monastico di Santa Maria in Valle a Cividale e del Tempietto longobardo, due le importanti novità in vista della nuova stagione turistica. Da poco si è concluso il primo lotto di circa 3,5 milioni di euro, un intervento molto importante che ha visto la riqualificazione di una prima ala del monastero, all'interno della quale hanno trovato spazio la biglietteria, quindi il centro visitatori, dove poi inizialmente avevamo ipotizzato l'apertura di un'attività commerciale, un bar per ospitare i turisti, ma in realtà questa idea poi è cambiata in corso d'opera e adesso è in fase di progettazione. Speriamo di realizzarla e inaugurarla entro giugno, dove festeggeremo i 10 anni dall'entrata nell'UNESCO, una vetrina del territorio che avrà come obiettivo quello di valorizzare, di dare visibilità alle nostre eccellenze enogastronomiche e artigianali. La seconda novità riguarda una stanza virtuale dove sarà riprodotto un sito difficilmente raggiungibile, in particolare per i diversamente abili. Sarà una stanza virtuale immersiva, verrà riprodotto ad esempio l'ipogeo celtico e quindi sarà visitabile virtualmente. Una pesante sconfitta per l'UEB Gesteco Cividale a Fabriano. Sentiamo le parole dei protagonisti della gara con coach Pillastrini e con il presidente Michalic. Abbiamo giocato male contro una squadra fortissima. Dobbiamo fare un grande bagno di umiltà, sapere che vogliamo essere competitivi anche a questo livello, anche contro questi squadroni, però dobbiamo giocare con quell'umiltà, quell'atteggiamento operaio che quando giochi contro squadre che hanno nomi superiori ai nostri non vogliamo che capiti più, vogliamo essere prontissimi per la prossima partita, ravvicinata peraltro. Andiamo domenica a Civitanova, ma a questo punto dobbiamo preparare i playoff perché vogliamo fare molto molto bene. Pensavamo di avere un altro approccio, di avere un altro tipo di partita, l'avevamo preparata diversamente, abbiamo toppato tutti, c'è poco da dire, chiaro questa non è la nostra squadra, abbiamo ancora una partita prima di arrivare ai playoff, forse oggi ci siamo giocati al primo posto e questo tutto sommato conta il meno, conta di più che non voglio mai più vedere la mia squadra giocare con questo atteggiamento. Può succedere di trovare una squadra più affamata, più in forma, anche più forte nella serata, perché no? Però dobbiamo giocare con un altro approccio e non così. Dopo i primi 5 minuti abbiamo mollato, non abbiamo fatto canestro, abbiamo entrato con percentuali raccapriccianti, ma soprattutto questa non era la vera Gesteco. E la differita della gara entrerà in onda questa sera alle 22 su Telefriuli. Tra poco l'appuntamento con A Voi la Linea, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.